Maestro, compositore, pianista, direttore d'orchestra, il premio Oscar Nicola Piovani ci parla di questo stregato rapporto tra musica e cinema e di come si sia evoluto nel tempo. Buona lezione. Ho accettato con piacere questo invito del Miura e della RAI a una lezione sulla musica da film, a fare una lezione sulla musica da film, anche se non si tratta di una vera e propria lezione, perché per fare una lezione ci vuole un professore, un insegnante. Io non sono un professore, non sono un insegnante, ma posso mettere a disposizione tutto quello che ho imparato in tanti anni di lavoro nel cinema come musicista, di lavoro fatto in quelle che chiamiamo le colonne sonore. Bisogna premettere alcune verità che sono quasi banali. La primissima è questa: il cinema, nel 95% della sua presenza nella cultura, è un'arte realistica, cioè un'arte che tende al verosimile. Il cinema, rispetto al teatro, è più riproduzione che rappresentazione. Quello che si vede all'interno di un'inquadratura deve essere credibile. Se quando si gira un film entra in campo una luce, bisogna dire stop, perché quella luce è uno degli elementi della rappresentazione che nel cinema vanno tenuti nascosti, come va tenuto nascosto il trucco. Nel teatro i trucchi sono quasi esibiti. Alla fine di uno spettacolo teatrale spesso gli attori si tolgono i baffi, le maschere. Nel cinema tutto deve essere verosimile. Ma ci sono due elementi che di verosimile non hanno nulla. E sono: uno, la voce fuori campo; due, la musica. Nei film con la voce fuori campo, che un tempo si usava molto proprio come introduzione narrativa, ricordiamo dei film degli anni 50, degli anni 60 che partivano proprio con una voce che inquadrava la situazione, che descriveva il quartiere dove tutto questo avveniva. Questo è il negozio del signor Carloni, che ora conosceremo personalmente. A primo momento ci sono due signori che si corrono incontro sorridendo, godiamoci. E quella voce era un'astrazione. Noi non ci chiedevamo chi stesse parlando in quel momento. E se in una scena dove c'è un dialogo si sente una voce che è semplicemente fuori campo, ci chiediamo chi è il vicino di casa, quell'altro. La voce narrante fuori campo invece si può permettere di essere astratta. La stessa funzione tecnica ce l'ha la musica nel cinema, nella maggior parte dei casi. Quello che un tempo si chiamava il commento musicale, cioè un'orchestra degli strumenti che seguono l'azione descrivendola, ma non vengono dalla scena. Se noi vediamo un killer che sta per commettere un omicidio e sotto sentiamo dei contrabbassi, sentiamo dei tremolati di archi, sentiamo delle percussioni inquietanti, non ci chiediamo chi è che sta suonando, chi c'è in quella strada che sta suonando i contrabbassi, chi è che sta suonando i tamburi. Non ce lo chiediamo, perché quella musica non viene da dentro la scena. La musica viene dall'occhio di chi guarda, viene dalla regia, viene da chi racconta. È qualcosa che sta dentro, qualcosa che nello spettatore arriva alle spalle. Per questo i musicisti accorti stanno attenti a non far sentire troppo l'ingresso della musica. Quando su un primo piano entra una musica, è bene che entri discretamente. Cosa fa quella musica? Sposta l'attenzione non all'oggetto ma al modo di guardarlo.
perché se noi vediamo un killer che sta per compiere un delitto e sotto ci mettiamo la musica del cuculo, quella di Stalio e Olio, quella famosa sappiamo già che lì non accadrà niente di tragico, non accadrà niente di drammatico, che quello è un killer buffone che finirà male. In un seminario sulla musica da film di tanti anni fa agli studenti del Conservatorio di Santa Cecilia consigliai di studiare la tecnica dei vecchi telefilm di Perry Mason, perché in quei film si usa una sintassi quasi elementare. Finisce un dialogo fra due personaggi, uno dei due personaggi esce, si chiude la porta, noi restiamo sul primo piano del personaggio che è rimasto e 3 note di bassi, violoncelli, ci dicono che quel personaggio non ce la racconta giusta, ci dicono che fingeva. La musica viene usata proprio come punteggiatura per seguire la narrazione. Tutti sanno, in genere le lezioni sulle musiche da film cominciano con l'orchestrina e il pianino del cinema muto. Quando non c'era il sonoro, arrivavano le pellicole nei cinema di provincia, arrivavano anche in genere degli spartiti accennati, degli appunti, dei temi che venivano consegnati al maestro del luogo, il quale suonava quelle musiche guardando il film, cercando di andargli dietro, quindi cercando di adeguarsi al ritmo di quello che accadeva. Poi c'è stata un'altra funzione anche della musica, molto pratica, molto, noi diremmo, terra-terra. I primi film sonori americani erano film in presa diretta, ma in quei film la presa diretta non è limpida come la presa diretta dei nostri giorni, era una presa diretta piena di rumore di fondo, di aria che poteva disturbare lo spettatore. Questo ci spiega perché la gran parte di quei film avevano una grande orchestra sinfonica che suonava in continuazione, non c'erano quasi scene senza musica e tenuta a un livello molto basso, serviva per coprire rumori, era come il tappeto sopra la polvere. Poi c'è stato un altro passaggio tecnico che ha modificato la musica da film. Nel dopoguerra, l'uso del microfono nella registrazione. Furono soprattutto i maestri italiani, con in testa il maestro Lavagnino, che scoprì che nell'orchestrazione per un film non era importante mantenere i volumi reali, i volumi concertati, perché bastava avvicinare un violino al microfono e tenere tutta l'orchestra indietro per far sì che quel violino avesse un volume più forte dell'intera orchestra. E allora si è cominciato a usare in modo creativo la registrazione. Mi raccontano, e credo che sia vero, che Lavagnino nei commenti di alcuni film si faceva mettere un microfono vicino alla bocca e mentre dirigeva, siccome lui fischiava molto bene, eseguiva dei fischi glissati che davano quello stile particolare di certi film, quando c'erano i flashback, gli inizi del... Ecco, lo faceva con la bocca dal vivo. Era uno dei capostipiti di una delle più grandi scuole della musica da film del mondo, che è stata la scuola italiana del dopoguerra, con maestri geniali come Lavagnino, Cicognini, ma poi tantissimi altri, Rustichelli, fino ad arrivare alle vette di Nino Rota e l'ultimo erede che ha le radici in quella scuola lì, che è il grande Ennio Morricone. Abbiamo avuto questa grandissima scuola. Suffit que d'un hasard, d'une seconde, le
Abbiamo detto che la tecnologia cambia anche lo stile della musica. Bene, da 2 decenni, più o meno, dall'arrivo dei computer, noi sappiamo che il montaggio della musica è molto più agile. Non c'è bisogno come prima di trascrivere su un magnetico, montare con lo scotch su una moviola una certa musica per vedere come funziona. I computer permettono di verificare continuamente, di accedere continuamente, e questo naturalmente ha portato dei grandissimi vantaggi. È molto più facile musicare un film. Questa nuova tecnologia ha incentivato la grande differenza stilistica che c'è fra la musica nel cinema di oggi, dei giorni nostri, tranne eccezioni, e quella di 20, 30, 40 anni fa. All'epoca la musica era una drammaturgia parallela, c'era un compositore che scriveva una partitura ispirata a quel film, spesso suddivisa come nella forma sonata in tema A, tema B, tema C, e che strategicamente piazzava questi 3 temi nel corso della narrazione, facendo una vera e propria drammaturgia musicale, collaborando strettamente col regista, con gli sceneggiatori, col montatore. Ora, questa cura drammaturgica valeva per i grandi film drammatici, ma valeva anche per i film comici. Ecco, prendiamo il genio Cicognini di cui abbiamo parlato prima. Questo lavoro attentissimamente faceva nei grandi film di De Sica, in Ladri di biciclette, e con la stessa cura e attenzione e con uguali grandi risultati fa Cicognini questo lavoro sul film La banda degli onesti di Totò e Peppino, uno dei più riusciti. Ecco, andava dietro quasi passo passo la musica, commentava se a volte in modo onomatopeico, se c'era una gag con un attore che cadeva, c'era il sincrono con l'orchestra che faceva la caduta. Questo piano piano si è un pochino perso, perché è entrato nello stile degli autori, dei registi, un altro rapporto con la musica di fondo, la musica come un fondo indistinto che non segue quello che accade, che non lo commenta in proprio, ma che crea una specie di ambiente musicale amniotico nel quale l'azione si svolge. Questa tecnica viene sviluppata con molta attenzione, a volte con molta genialità, nelle serie televisive, nelle lunghe serie televisive, soprattutto in quelle americane, in cui la musica c'è quasi sempre, non c'è un tema riconoscibile, non c'è una melodia che individui un personaggio. Io ricordo i primissimi film quando lavoravo accanto ai maestri e facevo l'assistente, quasi sempre lo schema delle partiture iniziava con tema di lui, tema di lei, tema avventuroso. Ecco, questo è un po' sparito. Nei film di fattura molto attenta, l'azione viene eseguita in maniera minimalista, ma viene eseguita. In altri si approfitta per mettere della musica generica e per andare velocemente, come si dice in gergo delle moviole, a tanto al chilo. Ora, questo è il punto in cui è arrivato il cinema, ma il cinema perché sta biforcando molto le strade. Il cinema fruito in modo televisivo e il cinematografo. Il cinematografo, quello che piace a me, quello in cui sono nato e che è, non voglio dire in via d'estinzione, ma sta riducendo di molto i suoi numeri, è qualche cosa che partiva dal teatro, riproduceva il teatro. L'inizio, la fine, i titoli di testa, la musica dei titoli di testa veniva dall'ouverture dell'opera, no? A sipario chiuso c'era una musica. Ora i titoli di testa sono scomparsi dal cinematografo, non ci sono più gli autori, c'è tutta la sfilza di banche, produttori, regione e burocrati che hanno permesso che quel film esistesse. Gli artisti vanno in coda, non è una polemica, sta cambiando, non sappiamo
quali saranno i destini della sala cinematografica, quella in cui uscendo si parla e si critica quel film che è stato visto per 2 ore in, non dico religioso, ma in attento silenzio. Vedremo, soprattutto dopo la fine di queste clausure, vedremo come saranno ancora le sale del cinematografo. Nicola Piovani ci ha appena parlato di musica e del suo rapporto con il cinema. Per introdurre la prossima lezione, che affronterà la storia dell'universo,